sulla morte a Portogruaro del piccolo Bilal di 18 mesi. Secondo la procura il dramma sarebbe maturato da un investimento accidentale di un'auto in retromarcia. Primo giorno di scuola per gli oltre 30.000 studenti del comune di Venezia, ma in tutto il Veneto pesano i problemi della scuola, carenze d'organico e proteste contro il caro libri. Venezia è distrutta dal turismo di massa, un appello firmato da più di 4.000 veneziani è stato inviato all'UNESCO perché inserisca la città nei siti del patrimonio mondiale in pericolo. Il contributo d'accesso è stato approvato dal Consiglio Comunale dopo una seduta infuocata, ma le polemiche proseguono, la città rimane spaccata in due tra favorevoli e contrari. Ancora migranti in arrivo nelle prossime ore in Veneto, 185 profughi e richiedenti asilo sbarcati a Lampedusa saranno trasferiti nelle nostre province. E di 8 fermati, tutti extracomunitari, di cui 4 già espulsi, il bilancio di un'operazione dei carabinieri in un grosso stabile abbandonato di Venezia. A Marghera un intero condominio popolare nel degrado e abbandono da anni a causa, stando ai residenti, delle condizioni estreme in cui vive un inquilino. Buonasera, ben ritrovata, edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dunque, lo avete sentito, la cronaca sempre in primo piano, la tragedia di Portogruaro con la morte del piccolo Bilal di 18 mesi. Secondo la procura di Pordenone il dramma sarebbe maturato da un investimento accidentale di un'auto in retromarcia nel contesto di casa. Si restringono al contesto familiare le indagini degli inquirenti volte a capire la causa della morte del piccolo Bilal Curtesi, il bimbo di origine serba di 18 mesi di Mazzolada, frazione di Portogruaro, rimasto ucciso dopo un incidente. E da qui che la Procura di Pordenone restringe il campo d'azione delle indagini, escludendo l'ipotesi che la tragedia sia avvenuta fuori casa del piccino, così come invece sempre raccontato ai carabinieri dei familiari. Al contrario, la Procura, che ha aperto un'inchiesta anche con l'ipotesi di omicidio colposo, sta cercando di capire cosa sia accaduto in via Loredan poco prima del 17:30, orario in cui lo zio ha portato in ospedale il piccolo Bilal, grave ma ancora vivo, sebbene con un profondo ematoma nella parte posteriore del capo e così con alcune tracce anche sul collo, e dove, dopo almeno un'ora di agonia, il piccino è morto. Gli inquirenti, escludendo al momento l'ipotesi del dolo, stanno verificando chi tra i parenti possa essere stata alla guida dell'auto, una Fiat Punto grigia che in retromarcia inavvertitamente possa aver ferito a morte il piccolo Bilal. L'autopsia prevista per giovedì 14 stabilirà con certezza se le lesioni gravissime al capo del piccolo sono più compatibili con un investimento di auto, ovvero se l'ipotesi secondo cui il bambino è finito con la testa sotto ad una ruota possa diventare tesi. Primo giorno di scuola nel comune di Venezia per gli oltre 30.000 studenti, dalle primarie alle superiori della scuola pubblica, che anche nel veneziano inizia con un quarto dei docenti supplenti. Grande l'emozione dei remigini. Il trolley più grande della manina che lo spinge. L'emozione di trovarsi per la prima volta davanti al cancello della scuola ancora chiuso, e già cominciano i primi consigli per il mattino successivo. Suona la campanella, finalmente si aprono i cancelli, con mamme, papà e nonni tutti in coda ad accompagnare i bimbi di prima elementare emozionatissimi nel loro primo giorno di scuola, anticipato di 24 ore rispetto al 13 settembre in alcuni plessi di Venezia. Come per esempio la Calvi a Venezia, che ha aperto i battenti, peraltro apertura impreziosita dal fatto che era 2 anni che non vedeva il sorgere di una prima a Venezia. E quindi parliamo di tanti ragazzi, tanti bambini che hanno varcato le soglie degli istituti scolastici, parliamo di circa 9.300 bimbi alle primarie e un totale di 30.000 dalle primarie fino alle superiori. Numeri importanti che fanno i conti con il tema della denatalità, i cui noti problemi a Venezia sono stati risolti in parte anche grazie all'accorpamento. Per esempio le medie Calvi, che finalmente vedono una prima che parte di ben 20 bimbi a Venezia nell'istituto comprensivo Dante Alighieri. Nello stesso istituto salutiamo con ottimismo anche la sezione montessoriana alla Giudecca, che parte una primaria che non vedeva nascita da ben 2 annualità.
salutiamo con entusiasmo naturalmente anche la pluriclasse Vivarini a Sant'Erasmo. Quest'anno sono 6 bimbi, uno in più dell'anno scorso. Tornando ai bimbi di prima elementare, per molti di loro l'accoglienza a scuola è stata di quelle indimenticabili. Il valore e il significato che ha la partenza di una prima elementare in una primaria della città, di qualunque città, è sicuramente fondamentale. Lacrime di pura gioia alla radice di Mestre, con i canti e gli applausi dei bambini più grandi per i remigini. E continuiamo a parlare del primo giorno di scuola, ma per gli studenti delle superiori non sono mancate le proteste. Il suono della campanella ha riportato in classe gli studenti dalla primaria alle scuole superiori. L'ente in classe è stato segnato dai rincari che hanno riguardato anche il mondo della scuola. Per gli studenti delle superiori i costi di acquisto di libri e materiali si aggirano intorno ai 1.300 euro, una cifra che le famiglie devono sostenere, a cui si aggiungono anche i rincari del trasporto pubblico che costa in media sui 500 euro all'anno. Questa mattina all'esterno di molte scuole di tutta la regione sono comparsi striscioni con lo slogan di protesta scelto quest'anno dalla rete studenti medi. Tra i 1.300 euro fino a, se ci aggiungiamo le spese anche esterne ma collegate alla scuola. Per esempio, che aumenta? Il pubblico è uno dei problemi più grandi, solo qui a Padova, in Veneto, è aumentato del 10-15%, si parla di abbonamenti che costano fino a 500 euro, per non parlare degli studenti che magari vivono in provincia, si trovano costretti a prendere l'abbonamento per 2 tratte. A Padova sono 38.000 gli studenti delle superiori che sono tornati in classe. In città il costo del trasporto pubblico è aumentato del 10%, i libri del 3%, e così gli studenti che si preparano alla mobilitazione il prossimo 17 novembre insieme agli striscioni hanno anche appeso uno scontrino gigante per mostrare le cifre dei rincari. Nei prossimi mesi appunto proveremo a fare un po' di sensibilizzazione sul tema del costo della scuola, perché nel momento in cui un diritto istituzionale non diventa garantito anche a livello economico ci aspettiamo risposte dalla politica. Dopo un'estate in cui si è passato a parlare di scontrini, dei 2 euro per il taglio dei toast, dei caffè a 3,50 euro sui social e ovunque anche in televisione, appunto abbiamo deciso di utilizzare il modello dello scontrino per presentare un conto al governo e far capire anche che la scuola in questo momento non ce la possiamo permettere. E continuiamo con la cronaca. Dopo essersi completamente spogliato, un giovane della Repubblica Ceca si è tuffato in un canale all'altezza della chiesa di Sant'Andrea, fondamenta di Santa Chiara, a poca distanza dallo scalo marittimo della Polizia di Frontiera di Venezia. Allertati da alcuni passanti, gli operatori della Polizia di Frontiera hanno portato il ragazzo in questura, dove è stato sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza e ha ricevuto il daspo urbano che gli impone l'obbligo di lasciare il territorio comunale. Una lettera a petizione firmata da più di 4.000 veneziani è stata inviata all'UNESCO perché inserisca la città nei siti del patrimonio mondiale in pericolo. Venezia oggi è investita sempre più da masse di turisti che intasano calli, ponti e mezzi pubblici, mettendo a rischio l'incolumità delle persone, viene rilevato nella lettera. La monocultura turistica travolge le poche attività economiche ed artigianali che fanno vivere il tessuto cittadino ridotto ormai a meno di 50.000 abitanti. Continuano ad aprire nuovi alberghi, nuovi negozi di cianfrusaglie per turisti, nuovi bar mordi e fuggi, nuove concessioni di plateatici. Il testo sottolinea poi che crescono degrado e piccola criminalità. E tutto questo è generato da una macchina del turismo lanciata senza controllo per ottenere in fretta grandi guadagni per pochi, contro il bene comune e le persone che vogliono abitare la città. Il Comune ha approvato il contributo d'accesso a Venezia, ma la seduta del Consiglio si è svolta in un clima incandescente in cui si sono scontrate visioni opposte della città. E rispetta la gente, hai capito? Rispetta la vita delle persone. Tu hai detto che non avevi fatto per parlare senza microfono. Il faccia a faccia ravvicinato tra Gianfranco Bettini e Luigi Brugnaro rappresenta il momento di maggiore tensione e rimarrà il simbolo del Consiglio Comunale di Venezia, che per la prima volta in Italia ha stabilito che per visitare una città bisognerà pagare. Dai 5 minuti paritari, è un'ora che parli, hai capito? 4 minuti a testa, mi parla quando vuole, dice quello che vuole, dà dei fascisti.
Ufficialmente si discute del contributo d'accesso da far pagare per una trentina di giorni all'anno a chi intende visitare Venezia, ma in realtà quello che va in scena a Ca' Farsetti, in un'interminabile e molto partecipata seduta di consiglio più volte interrotta, è uno scontro più ampio tra visioni profondamente diverse della città e di quello che dovrebbe essere il suo futuro. A lui non le dici queste cose, capito? Gildo! A lui non le dici queste cose, a lui non le dici. State seduti stronzi a vedere lo spettacolo e state zitti, state. Chi sta zitta cattivo? No, chi sta zitta? Ti a me non te ne dici No, tu sei stata zitta nei loro confronti. E come? Cosa ti viene a dire? Cosa ti viene a dire? Ma chi ha provocato? Ma chi ha provocato? Ma dai, è stata massa bravo! Dai, vi avete portato voi! Ma ci so più ragione di chi, so che La Presidente del Consiglio Ermelinda Damiano deve interrompere la seduta più di una volta. Seppur diverse nei modi e nei contenuti, le contestazioni hanno spesso come filo conduttore la richiesta di un confronto più bilanciato nei tempi e più partecipato negli interventi. Si tratti di alcuni cittadini che avevano chiesto di intervenire, come poi effettivamente è successo, si tratti dei soli 4 minuti concessi ai consiglieri. Questa non è una dittatura, è una democrazia! Dovete far parlare i cittadini che hanno prenotato per me sabato scorso! Con 24 voti favorevoli della maggioranza di centrodestra e 12 contrari dell'opposizione, il contributo d'accesso è stato approvato come era nelle previsioni. Per 20 o 30 giorni l'anno prossimo il turista giornaliero che arriva da fuori del Veneto dovrà pagare 5 euro. Ma l'argomento è quasi finito in secondo piano. Il vero appuntamento a cui tutti guardano e su cui si è consumato parte del dibattito in aula è la commissione dell'UNESCO che tra poche ore inizierà a discutere il dossier Venezia per decidere se inserire o meno la città nell'elenco dei siti in pericolo, non per guerre o catastrofi naturali, ma per turismo di massa. Tante diverse le voci di veneziani che hanno partecipato dunque al Consiglio Comunale sul contributo d'accesso, a testimonianza di un tessuto sociale che tiene nonostante lo spopolamento. Il contributo d'accesso approvato dal Consiglio Comunale di Venezia è per il sindaco Brugnaro una delle azioni per proteggere la città dal turismo di massa. Per le opposizioni no, anzi la consigliera regionale Elena Ostanella l'ha addirittura definito un segnale di resa che chiude la città e apre la Disneyland in Laguna. Il dibattito è aperto. Lo dobbiamo sperimentare, dobbiamo provare con umiltà, aspettandoci anche tutte le critiche giuste, legittime, ci possono essere, risolveremo tutti i problemi, però è nell'interesse della vita della città che tutti dichiarano di volere. Non è coerente da un lato aumentare l'offerta ricettiva, l'offerta alberghiera, l'offerta di eventi in città e dall'altro con l'altra mano affermare di voler gestire e limitare il turismo. Tra i veneziani che hanno partecipato al dibattito in Consiglio Comunale intanto si affacciano pragmaticamente i controeffetti di una speculazione turistica che ha colonizzato ogni angolo della città fino a rendere quasi impossibile trovare casa a prezzi abbordabili. Io non sono capace a violare le regole, diciamo, se no avrei potuto occupare tutte le case che ho lì di fronte dell'Ater che stanno marcendo, no, non sono abbandonate, stanno proprio marcendo perché avranno 20 anni di chiusura alcune abitazioni. 900 euro. Ma stare a Venezia è difficile anche per gli studenti universitari, come è stato fatto notare all'assessore comunale all'Università Paola Mari in un vivace fuori programma. Arrivano a costare stanze singole in una residenza senza la cucina, quindi senza servizi a volte nella stanza, fino a 800-900 euro al mese. Le residenze universitarie di cui l'assessora Mar dovrebbe occuparsi cacciano gli studenti universitari da giugno a settembre per far stare i turisti. C'è anche chi denuncia mancanza della privacy da parte di quella che è definita strumento principale del controllo dei flussi turistici a Venezia, la Smart Control Room. Non sembrano esserci state le azioni che sarebbero dovute essere state fatte dal Comune di Venezia prima di fare la Smart Control Room, tant'è che l'autorità garante ha avviato un'istruttoria quando ha avuto le informazioni sui giornali. Insomma è un universo variegato quello che si è presentato a Ca' Farsetti, chi a titolo personale, chi assieme a gruppi, associazioni e comitati, che testimonia se non altro una vivacità sociale che resiste e sopravvive allo spopolamento di Venezia. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità.
Siamo tornati nuovamente in studio. 435 dei 700 migranti imbarcati da Lampedusa sul traghetto della linea Galaxy dopo l'approdo al porto saranno trasferiti in altre località anche fuori dalla Sicilia. Saranno 185 quelli che partiranno per il Veneto, altri 250 invece verranno trasferiti in Lombardia a dare l'avvio al piano di smistamento per evitare che si sovraccarichi la tensostruttura di Lampedusa, dove stamani c'erano 300 persone, è stata la prefettura di Agrigento. Domani mattina 30 minorenni non accompagnati verranno spostati a Rosolini e altri 180 in Campania. E continuiamo con la cronaca. Di 8 fermati, tutti extracomunitari, di cui 4 già espulsi, il bilancio di un'operazione dei carabinieri in un grosso stabile abbandonato di Venezia. Il blitz è scattato nelle prime ore della mattinata di ieri. 40 carabinieri del Comando Provinciale di Venezia hanno cinturato un enorme edificio abbandonato a ridosso dell'imbarcadero Bacini, supportati nello specchio acqueo circostante da 3 imbarcazioni del nucleo natanti e con l'ausilio di un elicottero del nucleo carabinieri di Belluno. Immediatamente dopo l'irruzione nell'enorme stabile diroccato sono stati bloccati 3 extracomunitari, mentre altri 5 che avevano tentato di fuggire sono stati rintracciati in vari nascondigli. L'operazione, durata circa 2 ore, ha consentito di accompagnare alla caserma di San Zaccaria tutte le 8 persone presenti al momento del controllo. In caserma sono state accertate le nazionalità dei fermati, un marocchino, un iracheno e 6 tunisini. Per 4 di loro è scattato l'ordine di espulsione. Un tunisino è stato già accompagnato al centro di permanenza e rimpatrio di Gradisca di Sonzo. Per gli altri si stanno verificando le posizioni amministrative connesse con la permanenza sul territorio nazionale. L'operazione, si legge in un comunicato, si colloca in un'ampia strategia del Comando Provinciale Carabinieri di Venezia per controllare le aree più sensibili del territorio urbano della città metropolitana. Giornata di servizio straordinario interforze anche nell'entroterra veneziano, dove sono state controllate più di 120 persone, di cui 2 denunciate per inosservanza del DASPO urbano. Un albanese con precedenti per minaccia a pubblico ufficiale è stato espulso grazie alle indagini dei carabinieri di Spinea. Espulso anche un marocchino irregolare in Italia, rintracciato dai carabinieri di Chioggia, così come un senegalese irregolare con precedenti penali identificato a Mestre dalla polizia ferroviaria. A Marghera, dove un intero condominio popolare vive nel degrado e l'abbandono da anni, tra bisogni corporali gettati dalla finestra, schiamazzi a tutte le ore del giorno e della notte e minacce, il Comune intervenga prima che sia troppo tardi, così gli inquilini allo stremo. Come si vive qui in via della Rinascita 122? Praticamente noi conviviamo da 15 anni con questa persona che non ha acqua, né luce, né gas e praticamente vive in una condizione di precarietà a livello igienico-sanitario molto ridotta, assente. Non voglio più a star sveglia che questo mi batte dun e dopo mi offende, mi dice e mia madre che è morta nel 2011, non esiste. Quest'anno abbiamo avuto invasione di scarafaggi, infatti, e ce la siamo cavata a nostre spese sempre con prodotti per eliminarli. Marghera, qui al civico 122 degli alloggi popolari di via della Rinascita i condomini vivono giorno e notte con un odore rancido, nauseabondo al punto che lo stomaco si stringe in conati di vomito. Purtroppo vengono anche a noi durante queste riprese. È un odore rancido, come di qualcosa di putrefatto che dall'interno dello stabile, sebbene areato con tanto di finestre, del vanoscale e portoni aperti, si propaga fino all'esterno. Odore che sembra provenire dall'appartamento dell'inquilino, già seguito dai servizi sociali, privo di qualsiasi utenza domestica, dicono tutti i condomini. Non dormo né giorno e né notte, butta giù l'urina. In assenza di servizi igienici funzionanti in casa, perché senza allacciamento dell'acqua né energetico ci sarebbe anche il pericolo derivante dalla legna bruciata dentro le stanze con l'accendino per cucinare e d'inverno per riscaldarsi. Quindi è la rottura delle finestre delle scale, le urla, gli schiamazzi e le minacce verso tutti, dicono.
Abbiamo avvertito anche gli assistenti sociali, è venuta la polizia, ma qua ci promettono tante cose, tante, e infine non fanno niente. Insomma, qui la convivenza è già oltre la soglia dell'insostenibile, cioè impossibile. E questa persona ha tanto bisogno di aiuto, purtroppo, e noi chiediamo che oltre ad aiutare loro ci aiuta anche lui, ci aiuta anche noi. Gli animi sono più che esacerbati, il clima è davvero teso, potrebbe degenerare in men che non si dica, serve intervenire prima che sia troppo tardi. Quasi da far subito, perché a spusa mi fanno via di testa anche a me. E sulla vicenda l'amministrazione comunale, contattata dalla nostra redazione veneziana, ha detto di essere a conoscenza dei comportamenti denunciati dai condomini di via della Rinascita 122 e sta lavorando per garantire entro i prossimi mesi un trasferimento del residente in questione in un contesto che garantisca il proseguo dell'azione di supporto dei servizi sociali e sanitari. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Si indebolisce l'anticiclone, lascerà parzialmente spazio ad una perturbazione atlantica che lambirà la nostra penisola, portando maggiore instabilità anche sul nostro territorio. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 14 settembre evidenzia un tempo via via più variabile, cielo dapprima poco nuvoloso, a seguire probabili fasi di piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature in moderato calo, minime sui 13-20 gradi, massime tra 22 e 26 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo condizioni piuttosto incerte, con molte nubi e possibili piogge a carattere intermittente con pause localmente più soleggiate. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime sui 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità con tratti soleggiati e alcuni rovesci a carattere temporalesco. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.